lo scorso anno. Sì, l'intenzione era di attirare la passione, accendere il sogno nei nostri tifosi, facendo una squadra molto competitiva, facendo anche dei prezzi molto competitivi per quanto riguarda i costi dell'abbonamento. Ho visto la divisione per ogni partita, mi sembrava una cifra giusta per avere il nostro stadio più pieno possibile. Soddisfatto della squadra questa sera? Sì, sono soddisfatto, vedo il lavoro che sta facendo il mister, l'attenzione nei dettagli, chiaro idea del calcio che vuole proporre il Catania quest'anno. Non c'è dubbio, quando inserisci così tanti nuovi calciatori, un minimo di tempo bisogna lasciarlo per creare quel collettivo che poi è sempre l'arma vincente di un club. Gli individui oggi sono forti, il collettivo va costruito, va lavorato, ma sono molto fiducioso. Catania ha favorito la promozione? Non so se Catania può essere il favorito considerando i grandi cambiamenti nella rosa. Penso che ci sono altre squadre forse prima di noi oggi, poi strada facendo vedremo. Sì, ora siamo in una fase di valutazione un po' dei costi, siamo un po' vicino al tetto massimo. Sappiamo che c'è ancora 8-9 giorni di mercato, siamo vigili, vogliamo capire chi e dove per inserire quei forse uno, massimo due calciatori che ci fanno fare un piccolo salto. Considerato appunto l'arrivo degli cambi, il probabile arrivo di Ibrahimi, avete individuato anche dei ruoli dove andare a lavorare? Abbiamo parlato tanto sia con il mister che con Antonello, lasciavo un po' perché loro trovavano la sintonia sul ruolo, così noi potevamo fare un po' di strategia. Visto la squadra che abbiamo oggi a disposizione, non c'è l'esasperazione di inserirli per forza. Secondo me già con Di Carmine è una squadra molto competitiva, però se durante questi ultimi giorni di mercato capita un'occasione, a me ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione. Secondo me anche un'altra punta, sempre con caratteristiche un po' diverse, per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister, considerando sempre l'avversario che abbiamo incontro.